Beni per 20 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Reggio Calabria ad un imprenditore di Rizziconi che opera nel settore della produzione e commercio dell'olio d'oliva nella piana di Gioia Tauro, nonché nel settore immobiliare. L'imprenditore avrebbe ottenuto indebitamente consistenti risparmi di imposte e contributi pubblici. Due persone, madre e figlio, sono morte ed altre 3 sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 10 anni in modo grave in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 106 a Crotone. Nello scontro frontale hanno perso la vita Rita Romana Bevilacqua, 50 anni, ed il figlio Cosimo Bevilacqua, 27. La bambina che viaggiava con loro è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Crotone. I sindaci di Diamante, Belvedere Marittimo, Maierà, San Gineto e Marcello Sbarra del direttivo Funzione Pubblica della CGIL hanno occupato stamani la sede dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza al fine di pervenire ad una risoluzione della vertenza dei lavoratori della casa di cura Ninetta Rosano, clinica Tricarico di Belvedere Marittimo, che chiedono il pagamento di numerosi stipendi arretrati. Dopo il successo della prima edizione torna il Sila Festival, rassegna di cinema ecoambientale della terra d'origine. Alla rassegna in programma dal 23 al 26 giugno, nella consueta location di Villaggio Mancuso nel comune di Taverna, si può partecipare iscrivendosi gratuitamente entro il 12 giugno. L'organizzazione selezionerà i 10 migliori cortometraggi.